tutti come Dole Veneziano, Track Simulator 2, tappa di oggi. Livorno, pescare, dobbiamo portare patate, raga. Dobbiamo portare le patate, ok? Perfetto. E andiamo, ragazzi, andiamo. Aspetta un attimo. Non vorrei far danni subito. Allora, sono in una posizione non proprio meravigliosa. Il cume comincia subito a dominare. Ragazzi, purtroppo non sono con il volante perché non mi va. Nel senso, non è che non mi va praticamente... Ho dei problemi con le USB, se metto il volante non mi mette il mouse e così via. Un casino, insomma, il cume lo sapete che è famoso per questi vaneggi. Oh. Ok. Mamma mia, col joystick è veramente dura, eh. Caputtana. Ok. Madonna che traffico. Dai, fioi. Porca puttana. Guarda che bella cosa, un peccato. Vado di qua perché voglio scoprire quella roba là. Ta morcari. Dai, però. Guarda che roba. Ma possiamo andare o no? Sono tutti i coglioni. Mamma mia, quanto ho rischiato. Vabbè, cazzi tuoi. Andiamo. Ma per fare sta roba, per scoprire sto stronzo di Scania, per scoprire sto concessionario, guarda cosa ho combinato. Vai come? Ok. No, però non posso suonare ogni volta il clacson, eh? Te prego, come? Dai. Ok. Andiamo, lasciamo la non meravigliosa Livorno e andiamo a pescare. Devo un attimo abituarmi, ragazzi, eh? Finché non sistemo il volante, però voglio di registrare Eurotrack, se no non lo registro più, cazzo. Danno uno, ma porca puttana. Solo io posso beccare così i marciapiedi. Guarda che bello il tramonto livornese, però ah, che bello. Devo arrivare, ma vabbè, insomma. Mi dà martedì alle 3:28. Ma è un viaggio corto, sono solo 400 km, ragazzi. 400 fottutissimi chilometri. Ok. Buono. Cerchiamo di non andare troppo veloce, se no prendo la multa. Stiamo lasciando la città toscana. Vai di Tom Cruise Control. Vai di Tom Cruise Control. La 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 la. Non è che abbiamo trovato un viaggio abbastanza vicino perché è anche bello ogni tanto fare viaggi anche un po' più corti perché sennò veramente è eterno. Noi stiamo lasciando Livorno. Ok. Ciao ciao Livorno. Vedo di entrare in autostrada per andare un po' più veloce. Guarda che limiti di merda che ci sono. Limiti inaccettabili. Ok, perfetto, possiamo pompare adesso. Guarda che bello però con la mod,
Sto cielo è fantastico. Comunque ragazzi le mod le trovate su, se voi scrivete su Google Eurotrack Simulator forum italiano, trovate tutto là, è facilissimo. Ho messo anche il link più volte, se andate a vedere i video precedenti ne trovate tantissimi di link delle mod del comandone. Ok. E adesso il cume sta pompando. Ora sì che il cume pompa. Abbassiamo. Ragazzi, 135 km d'arrivo. In ora sola autostrada. Purtroppo è notte, fioi, quindi si vede un cazzo. Si vede veramente poco. Però anche questa è una tappa che serve per dare alla Veneziana dei Trasporti altri 10.000 euro. Ragazzi, la webcam è ancora un problema, nel senso... Per esempio con Eurotrack non si sincronizza, io veramente non ne posso più. Non ne posso più, cioè io la tecnologia la amo, andiamo d'accordo su tante cose, però ogni tanto queste battute d'arresto scandalose. Ok. Frena, frena, oddio! Frena! Mamma mia quanto ho rischiato. Ecco. Di niente, mamma mia. C'è poco traffico anche alle mezzanotte. È mezzanotte, sento questo sbadiglio scandaloso. Appena finita Naples versus Juventus. Questo rumore. Boh. Sono un elicottero. Siamo in Abruzzo. Non sono mai stato, mi sembra, da queste parti. Con Eurotrack. Non mi ricordo, onestamente. Perché di sera purtroppo a me dispiace perché... Si vede poco, si vede. È poco dinamico, diciamo. Comunque, ragazzi, FIFA è un gran bel gioco, FIFA è veramente bello. Devo fare i complimenti a Electronic Arts dopo la cazzata clamorosa del 15, col 16 hanno fatto tombolas. Mi piace proprio tanto. Ocio. Oddio, troppo veloce. Mamma mia, un pazzo, un pazzo. The Crazy. Il tipico The Crazy. Insomma, la Juve ha perso anche oggi, cazzo. E sta Inter, fioi, sempre più da sola. Veramente un po' grottesca la cosa. Non l'hai mai detto l'Inter prima, anche se secondo me di 5 partite vinte sulla carta potevano vincere tutte e 5 e erano tutte e 5. Poteva anche non vincere nessuna, perché in nessuna partita l'Inter ha dominato, anzi. Però questo è il bello del calcio. Anche se io tifo per Chievo, e Sassuolo e Torino, veramente. Chievo, Sassuolo e Torino sono le mie squadre. Il Milan non lo so, guarda, non voglio... Oddio, non voglio sbilanciarmi. Se arriviamo quinti sono contento, secondo me. Sai che un po' di scaramanzia in questo, però vedo ancora una difesa e un centrocampo in difficoltà, soprattutto il centrocampo. Tutta la botta di sonno, che cazzo. Sono con gli abbaglianti perché tanto non c'è un cazzo di nessuno dall'altra parte, quindi sono tranquillo, dai. Allegri, secondo... non dico che è a rischio Allegri, ma se va avanti così non vede il panettone, eh. 60 km ci siamo. E andiamo a Pescara. Ok. Adesso andiamo un po' a cannone, chi se ne fotte. Occhio. Mamma mia. E il Cume sta pompando ai 127 orari con un camion.
Mamma mia. Adesso non posso, però mi sembra una curva un po' più pericolosa. Occhio. Mamma mia. Peccato non poter mettere la radio qua, perché sennò becco i copyright. I copyright sono all'ordine del giorno, vaffanculo. Siamo arrivati. Siamo arrivati a Pescara. No, ma infatti a Pescara non ce l'avevamo mai stati. Merda! Oh. Mamma, l'ho sfiorato. L'ho sfiorato. Ok. Minchia, siamo arrivati. Siamo a Pescara centro. 300 metri Pescara. C'è anche lo stadio, bello. Aspetta però, c'è... Scusate un attimo. Ho messo pausa che dopo sento Allegri. Voglio sentire cosa ha da dire Max. Ah, no, 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 no. Ah, Dio mia. Fanculissimo. Sono andato dritto. Andiamo, andiamo, andiamo per campi. Merda, guarda che sfiga, oh. Buono, meno male. Meno male, mamma mia, oh. La cumendata l'ho fatta. Ok, ho suonato. Perfetto, siamo arrivati con qualche brivido. Guarda che bella l'espressione di Allegri, molto bello. Meno male col mai sca... No! Madonna, me le sto rischiando tutte oggi. Come un po' crazy. Pescara Explorator. Non sono mai stato neanche dal vero a Pescara. E ciao. Neanche la multa mi ha dato, che culo. Un come abbastanza pazzoide. Siamo... Adesso me la dà. Fanculo. Siamo arrivati... Mamma mia, Ah! Yes! Eccellente. Papara. Buono raga, un saluto dal commentatore veneziano. Anche questa tappa Aerotrack è andata. Ciao!